Buonasera, ben ritrovati a Milano Marittima al Salotto al Caminetto in questo sesto appuntamento. Siamo ormai addirittura d'arrivo con il ciclo annuale della trasmissione e non poteva mancare una serata bellissima, straordinaria. Abbiamo iniziato con Stefano Domenicali, Cassani, abbiamo iniziato col dottor Porcellini, con tanti imprenditori e questa sera abbiamo, e li presento uno per uno con calma, Stefano Bicocchi in arte Vito. Ciao. Bentornato, ci siamo visti 4 anni fa, 5 anni fa. Sì, mi ricordo. E mi fa molto piacere. Grazie per l'invito, grazie. E poi la straordinaria Maria Pia Timo, che da un anno e mezzo a questa parte è la lumaca di Pinocchio di Garrone. Sì, sì, che lumaca straordinaria, quanto ci siamo divertiti. Grazie tante. E poi per rappresentare le associazioni, le imprese, che ne abbiamo avute poche quest'anno di associazioni, presidente di CNA provinciale di Ravenna, Pierpaolo Burioli, ben arrivato presidente. È veramente un piacere essere qui. A partire da Burioli, perché qua abbiamo la grande comicità e grandi attori. Facciamo subito una battuta, vogliamo ridere anche sull'economia a settembre? Diciamo che io parto da una posizione svantaggiata perché io sono costretto, come devo dire, loro possono scherzando dire anche delle cose, come devo dire, abbastanza violente. Io sono costretto a stare forse più misurato, ma se adesso parliamo di economia ed è un discorso, come devo dire, estremamente complesso per il momento e per la varietà delle situazioni, devo dire che faccio professione di ottimismo, però vi sarebbe una situazione veramente, come devo dire... Loro sono stati poi mesi senza lavorare, gli operatori dello spettacolo, della musica. Ma infatti noi abbiamo proprio uno dei grossissimi problemi sui quali naturalmente ci stiamo misurando adesso, è che ci sono interi comparti a fatturato zero, che dalla fine di febbraio, quando tirano la riga, c'è solo quella cifra, c'è uno zero e sono tanti i settori. Quello dello spettacolo è indubbiamente uno di quello, ma parlo per esempio del trasporto turistico, parlo del trasporto scolastico, ovviamente, parlo di tutta una serie di professioni anche che si sono viste completamente bloccate e quindi è, come devo dire, nostro obbligo fare un quadro obiettivo della situazione e quindi fare anche delle proposte non solo per il rilancio di certi settori, ma per la sopravvivenza proprio delle persone, non solo delle attività. Come si fa a essere ottimisti, Vito? Ma io lo sono di natura, però devo dirti che io questi mesi che ho passati li ho passati con una certa angoscia anche. Cioè, il mondo dello spettacolo è come è lavoro, bisogna equipararlo alle fabbriche, alle aziende. C'è un mondo che lavora, non sono solo primi attori che forse possono permettersi anche di stare fermi, ma c'è un mondo dietro che lavora e che non ha ricevuto niente, non è stato considerato per niente. Il Presidente del Consiglio ne parlò, ma 25 giorni dopo, perché forse qualcuno gli ha detto ma guarda che c'è una fetta del paese anche che produce danaro che sta messa veramente molto male. Poi noi andremo avanti perché i teatri si cominceranno a riempire quando, secondo me, ci sarà il vaccino, perché la gente ha ancora paura di entrare in un luogo chiuso. Quindi i teatri che hanno delle sovvenzioni dallo Stato, gli stabili possono continuare, ma i privati che basavano il loro guadagno sul pubblico che veniva dagli spettacoli, dando una limitazione di 200 persone che adesso forse lo portano alla metà della capienza della sala, che è già un respiro maggiore, chiudono, dicono a noi conviene tenere i ragazzi in cassa integrazione. Ma il mondo dello spettacolo è un mondo importante, non ci possono chiamare solamente quando ci sono le lezioni per andare a intrattenere gratuitamente. Ma quelli che lavorano a chiamate, i facchini che venivano a smontare le scenografie e caricarli è tutta gente che ha famiglia, che paga i mutui, che paga le tasse, che paga le bollette, ma è una cosa importante. Siamo stati trattati non bene, non dico male, ma non bene, come si meriterebbero quelli che lavorano, perché i lavoratori dello spettacolo sono lavoratori. A noi se un anno uno spettacolo non funziona, non ci chiamano, non abbiamo una cassa integrata, hai capito? Sì. Chiudiamo i portoni,
quindi io spero che adesso insomma si sia in qualche modo messo a fuoco che anche il mondo dello spettacolo è un mondo da tenere molto sotto controllo. E qualcosa, perché... Pia, visto che siamo ancora No, in estate, si sta muove, muovendo. si muove. Sì, qualcosa sta muovendo. Poi voglio dire, io e Stefano siamo fortunati perché tutti e due abbiamo uno spettacolo da soli, quindi andare in giro da soli in situazione Covid è molto più semplice, ma pensa a quelli che fanno i musical, a quelli che fanno, cioè con tutto l'indotto, che vuol dire che avere la sarta, avere scenografi, avere attrezzisti, quindi per loro sia per capito, cioè quindi loro sono fermi, sta lì a girare i pollici e aspettare di poter cominciare, non è detto che comincino domani. Anche le discoteche, voglio dire, qui sulla nostra costa, ma avevano dei numeri a fine anno importanti. Bisogna, secondo me, che ci serva questo dramma che ci ha colpito e che ancora non ce lo siamo scrollati di dosso, che serva veramente a far riflettere che non ci sono solo i lavoratori delle grandi fabbriche, non ci sono gli artigiani, ma c'è una classe lavoratrice che ha bisogno di essere sostenuta, che sono i lavoratori dello spettacolo. In Francia è tutta un'altra roba, in Francia se non lavori tu hai un sussidio, vieni aiutato. Qui noi siamo fortunati, siamo primi attori, hai capito, ma tutti gli attori di seconda fila, quelli che andavano nelle compagnie, adesso non ci vanno più perché le compagnie è tutta gente non che girano, ha casa da sì. lavorare. Ragazzi, Voi avete lavorato tanto insieme e lavoreremo ancora tanto assieme con tanti spettacoli, e di solito gli spettacoli che avete portato in scena avevano anche un filo conduttore della cucina. Ho visto, Pia, che nel periodo del Covid la cucina l'hai rivalorizzata sì, con sì. un attore di assoluto rispetto. Sì, con mio Quella di figlio dietro. Andrea, che è qui nascosto, che in questo momento lo vedo davanti. Sì, per passarci il tempo abbiamo cominciato a cucinare e tutte le mattine, o mattine o sera, facevamo un piatto. Alcuni giorni quando eravamo in botta, quando il piatto era semplice, anche due. E l'abbiamo fatto per tutta la quarantena. Abbiamo smesso quando si è potuto uscire, perché Andrea ha detto però ma domani Hai io... pensato di aprire un ristorante, no? No, questo mai con Andrea. Però e avete grazie una anche ai passione consigli che vi di lega alla Stefano, cucina, sì, anche sì, Stefano è un sì. grandissimo cuoco, no? sì, ma noi le tournée che abbiamo fatto e che faremo, io e la Pia, sono tournée meravigliose. Sono vergognose. Perché... Noi prima di capire dove andiamo a recitare guardiamo i ristoranti che ci aspettano, perché di solito noi mangiamo dopo e tutti chiudono, quindi ci telefoniamo, c'è tutta una serie di cose, facciamo delle scene anche ridicole. Delle volte ho telefonato facendo finta di essere la segretaria del signor Vito del Gambero Rosso, facciamo delle robe per riuscire a mangiare, bello. Vergognose, capito? Vergognose. Io ho lavorato anche con attrici che mangiavano la verdurina, ma che al di là della bravura sul palco, poi quando si chiude il sipario ci vuole, abbiamo un'adrenalina che è altissima, ci vuole un compagno o una compagna che dice dove andiamo a mangiare, ma sì, cosa mangi? Un'insalatina? No, io mangio un bel piatto di maccheroni, hai capito? Che poi è un'esigenza fisica. Io adesso sono a dieta in questo momento per motivi di salute, dopo gli spettacoli che fortunatamente ho potuto cominciare a fare adesso, certo che io se ho a una dieta fame al boia, caminetto faremo fatica stasera. infatti sarà dura, però il pesce dai è magro, no? Quindi qui si può mangiare. e quindi io dopo gli spettacoli ho la fame chimica, capito? Proprio come se fosse una droga lo spettacolo, l'adrenalina che è in circolo, quindi un feeling che va oltre al palco, che raggiunge sì, appunto. No, io li voglio molto bene, io credo che la Pia sia una delle attrici comiche più brave che sono in Italia. Com'era la Lumaca? Lumaca era bellissima, No, la Lumaca io l'ho vista al cinema, il film mi è piaciuto, però l'ho rivisto in seconda battuta in televisione e ti devo dire che l'ho apprezzato ancora di più. Lei era fantastica, ma non a caso poi un grande regista come Garrone l'ha fatta stare lì. Sì. Hai capito? L'ha fatta stare lì sul set, l'ha messa dentro, perché è un'immagine straordinaria, perfetta. Presidente, ha visto il Pinocchio di Garrone? No? Devo confessare che non l'ho visto, adesso- devo confessare. Adesso lo può rivedere in televisione, lo stanno dando adesso. Esatto, e quindi mia colpa. Questa quindi, lumaca era... No, ma infatti sono già incuriosito e comunque ho la certezza che è stata bravissima. Sì. Come va in cucina lei, Presidente? In cucina vado a mangiare, No, molto bene. non cucina anche lei, perché Io loro due sono dei cuochi proprio. il tipico marito italiano che al sabato si mette ai fornelli e fa il primo, come devo dire, più banale che c'è, ma mi limito a quello, quindi
No, diciamo che io ho il compito della griglia a casa e quindi la griglia da fare, e poi per il resto La legna proprio. no, con la legna, la carbonella, e quindi le grigliate Lei usa ci l'alcol, stanno. ci mette l'alcol? No, io E ci sono accendo. No. La diavolina, usa la diavolina? Io ho, come devo La dire, sua tecnica. so ancora accendere il fuoco con tecniche Cioè, vale tradizionali, oro, non vale con oro. perché se no. Vale oggi. Invece Vito cosa cucina di solito? Io cucino molto, mi piace, mi diverto, io ho sempre gente a casa, invito a casa, mi diverte cucinare, io posso fare le ricette semplici della tradizione, ma posso anche divertirmi con ricette complicate. Delle volte proprio vado a cercare delle ricette di grandi cuochi che hanno 6-7 pagine di ingredienti, dove sudo, butto, perché mi piace, è proprio una questione di rilassamento fisico e mentale Sì, ma è nella pazzo, cucina. delle volte è pazzo. Quando facevamo lo spettacolo sull'Artusi assieme, poi intanto lui faceva le puntate del Scritto, Gambero tra l'altro, Rosso. da un signore che è dietro le quinte, no? Cosa? L'ha scritto da mio marito, sì, che Roberto Pozzi, che anche lui è è il dietro. padre del bambino, almeno dico che è il padre del bambino. E quando lui intanto faceva le puntate del Gambero Rosso di Vito e i suoi, e dice: vieni con me a cucinare qualcosa. Poi dice: vieni, facciamo il cappone in vescica, che è follia pura, cioè una ricetta di Artusi che è delirio, capisci? Giù lui ho dovuto lottare per dire: no Stefano, il cappone in vescica no, con tutto l'affetto, cioè lui farebbe anche queste cose ma complicatissime, non Mi piace, si mi ferma, diverto, sì, è mi pazzo, diverto. è pazzo. Proprio una passione. L'altra sera ho lavorato a Faenza, dopo mi ha invitato Pia a mangiare dopo lo spettacolo qua, ha fatto delle cose tra l'altro. Lui è arrivato il mercoledì, buonissime. io ho cominciato a cucinare il sabato sera, perché quando arriva lui chiaramente non è che puoi quindi ha fargli mangiato a niente, casa tua? ha mangiato a casa mia, Dopo ma lo quando spettacolo? viene non è che io posso fare una grigliata con tutto l'affetto, mi tocca fare delle robe, pensare, ragionare, Però e quindi mi impegno lei molto. è un'amica, ma lo sai che c'è tanta gente che non mi chiama più a mangiare a casa perché no, faccio sicuramente una brutta figura. Ma non c'è mica non mi chiamano più a non c'è mangiare, hai competizione, capito? c'è il piacere di Però io posso mangiare, io sono un bravissimo attore, quindi se c'è qualcosa che non mi piace so fingere. Non ti è piaciuto tu? No, a casa tua no, a casa tua tutto. No, dico in casa a queste persone che non vogliono invitarmi perché per l'amor di Dio non sono Troppo all'altezza. complicato, insomma, No, gestire no, Vito no, a cena, dopo anche il bere è importante, no? Bere è importantissimo, sono un amante di vino. Infatti ho puntato Guarda, quella ha già bella visto bottiglia, sì. Quella rossa, quella Io per me il vino è rosso e poi amo anche i bianchi, ma di grandissima qualità, perché sennò il vino però è rosso. anche qui il presidente è d'accordo. Qui Concordo. Presidente, sei d'accordo? Con la carne ai ferri cosa ci vuoi mettere? Ma no, anche con la con, carne, ma anche col pesce. anche Col col pesce, pesce, secondo me sì. ci sono dei piatti Dicono. che si sposano Mio padre fa magnificamente dei con baffioni rossi. in umido con un lambruschino, ragazzo. Il Dopo baffione sarebbe il pesce gatto. pesce gatto. Dopo canti tutta sera, si sta belli Baffione, allegri. in persicetano Sì. il baffione, il pesce gatto. Baffioni, pesci gatti che adesso non si trovano più. Una volta andavi dai pescatori, te li davano, mio padre li teneva a vasca da bagno per spurgarli 3 o 4 giorni perché sono pesci da fango. Adesso sono tutti, c'erano delle pezzature enormi, adesso sono tutti piccolini, sono dell'allevamento, sono diventati tra l'altro costosissimi ed era il pesce Poi suo della bassa. padre hai e tutta la capito? sua famiglia sono proprio veramente, lui quando fa Vito e i suoi, il protagonista, la star non è lui ma è È suo mio papà, padre, sì, Roberto, che è un personaggio meraviglioso, ma quando lo vedi un uomo dell'età che ha, perché ha la sua età, 85 anni. 85 anni, non è prima o poi sovrappeso, bello grosso, quindi si affatica, lui non si ferma mai. Tu, cioè, cucina per il gambero, poi cucina per quelli che Si sono alza la mattina alle 5 per preparare la crescente per la troupe quando arriva alle 9. Quindi la troupe arriva alle 9, c'è già tutta la crescente, il tavolo imbandito per la colazione. crescente, è proprio tipica del bolognese, è come una pizza Sì. bianca con dentro, però dentro c'è del cicciolo, c'è della Sì, del ciccio c'è la sugna. Bisogna abbatterlo, papà, bisogna abbatterlo. Infatti volevano rifare la nuova serie a luglio, ho detto no. È troppo caldo, perché- troppo E poi papà caldo. sceglie le ricette di forno, hai Sì, capito? Non sì. gli interessa fare No. 2 spaghettini freddi. No, lui fa il castrato, fa l'arrosto al forno. Quindi 40 gradi fuori, 45 in cucina. no? È mandato a settembre. A ottobre, Ti, a inizio ottobre. ti sì. accolgono con le frittelle di, come la chiamate, la sgarbassa. La sgarbassa, sì. Lui se fa il cipollotto non butta via la parte verde, con quella ci fa delle frittelle Ma anche il presidente è d'accordo. Certo, sono Che sono assolutamente buonissime. d'accordo. No, Ma no. tu arrivi alle Ma 8 di grigliata, ma
mai mattina. interessato. Ho visto che scuote a testa nei momenti giusti, quindi No. Arrivi alle 8 di Questo- mattina, alle 8 di mattina c'è la sgarbassa che ti aspetta, che quindi te la mangi, hai capito? Presidente, mi Questa è interessa proprio fare è cultura della questa è cucina, cultura. veramente. no, questo. un passaggio. Prima l'abbiamo fatto sull'economia, proviamo a sorridere. Facciamo un passaggio sull'associazione, su CNA. State Volentieri. bene? State bene? Beh, diciamo che abbiamo saputo reagire bene a quanto sta avvenendo. Se guardiamo le cifre, sono cifre senz'altro che segnalano una tenuta. Però io credo che oggi non sia compito delle associazioni valutare come vanno le associazioni stesse, quindi Ma i non soci, autodigerirsi, sì. ma soprattutto vedere se quello che stanno facendo è rispondere alle esigenze delle imprese, alle esigenze degli imprenditori. Però un'associazione come CNA pensa di avere anche un altro ruolo, un ruolo sociale importante, cioè noi diciamo che la piccola e media impresa, poi naturalmente noi associamo anche imprese importanti, grandi numericamente, sia come fatturati che come numero di addetti, però la nostra matrice sociale rimane importante, quindi il collegamento col territorio, con le città è assolutamente importante. E poi il fatto che noi abbiamo ancora la forza di mettere assieme una molteplicità di interessi, di mestieri e di valori, sia dai mestieri tradizionali a quelli più innovativi, che ci consentono indubbiamente di avere un quadro complessivo che forse anche i migliori analisti, i migliori istituti di statistica non sono in grado di avere. Noi abbiamo un campione. L'idraulico, il muratore, ma c'è anche Se l'informatico. vogliamo parlare male dei codici Ateco, diciamo che non ci sono sufficienti codici Ateco per descrivere tutte le aziende che sono Ma vedi associate. qualcuno anche del settore ristorazione, visto che abbiamo parlato? Abbiamo moltissimi ristoratori. Perché loro vorranno sapere i nomi. Certo, no, senz'altro abbiamo tantissimi ristoratori, abbiamo una sezione fra l'altro della quale ci onoriamo proprio qui a Ravenna per gli artisti, quindi per tutto il mondo dello spettacolo, così. E tornando proprio anche a quelle che sono le categorie forse meno riconoscibili, meno visibili, devo dire che se andiamo a scorrere l'elenco dei nostri associati, ci sono delle sorprese veramente interessanti. Perché le ho fatto questa domanda? Perché l'associazione di categoria oggi, che sia CNA o Conf, eccetera, ha fondamentalmente, lei ha parlato anche di sociale ed è importante questo, però ha due missioni: servizi ai soci, agli associati, e rappresentanza. Sulla rappresentanza mi chiedo sempre, ha ancora un valore? Perché magari partendo da una provincia ha poco ascolto sugli organi provinciali, ha ancora meno ascolto sugli organi regionali. Poi sulla frammentazione delle associazioni mi chiedo sempre, ma i politici un po' ci guazzano, no? Ah sì, ma Confartigianato ha detto questo, noi ascoltiamo CNA o viceversa. Io adesso qui faccio, come devo dire, un elogio al nostro territorio. Devo dire che fortunatamente, e questo potrebbe rappresentare, noi ritenevamo rappresentasse una semplificazione, come ha detto lei giustamente, invece per i politici è una complicazione. Mi riferisco al fatto che in provincia di Ravenna funziona ottimamente il tavolo delle associazioni imprenditoriali, che riunisce 13 sigle, tutte le sigle dal mondo dell'artigianato, del commercio, della cooperazione, dell'agricoltura, Confindustria, sono tutte inserite in questo tavolo, e su tutte le problematiche, tavolo che viene a essere, come devo dire, coordinato a rotazione dalle imprese, dalle associazioni che lo compongono. Ogni anno si cambia cosa e di conseguenza il presidente del tavolo delle associazioni imprenditoriali è nominato dall'associazione che di turno coordina le attività. Dicevo, abbiamo questa realtà forse unica a livello nazionale, devo dire, ma che sta funzionando benissimo e che consente di presentarci alle istituzioni, alle cose, con una voce unica, cioè dopo avere già esaminato i problemi e averli sviscerati, assumiamo, io devo dire,
a mia memoria già da qualche anno non mi ricordo casi in cui non ci siamo presentati con se non con posizioni unitarie su tutta una serie di tematiche. Adesso, unica, per dire, ascolto. il dibattito sulla Tari che sta avvenendo in questo momento in provincia e che sta dando buoni risultati è anche frutto del fatto che ci presentiamo assieme. Le associazioni devono capire che ci sono dei valori comuni, ci sono dei valori di rappresentanza. La rappresentanza è importante per quello che diceva lei, non ci devono essere gelosie. Io dico sempre che noi abbiamo dei problemi di gelosie territoriali, i famosi campanili, e non abbiamo ancora capito quanto fastidio ci danno, perché vede anche lei che fatica a costruire la Romagna. Sì. Se noi avessimo un minimo di lungimiranza, la Romagna sarebbe cosa fatta da sempre. Così. Dopo lo chiediamo a Vito, che è emiliano. E anche le associazioni di categoria su certe tematiche, ferme restando le specificità, ma su certe tematiche hanno tutti gli stessi problemi, e comunque le soluzioni di questi problemi vanno bene per il territorio e non ci può essere comunque una diversificazione. Poi ripeto, capisco che ci possono essere delle impostazioni anche ideologiche a volte diverse, però vedo che la quadra si trova sempre sulle questioni fondamentali. Vito, a proposito della battuta del Presidente, che poi sono i campanili, no? In Romagna ce ne sono tanti, fanno bene e fanno male. Penso anche a Bologna, quando parliamo di pallacanestro, che per anni c'è stata la rivalità. Fanno bene, però ci devono essere. Il campanile serve per portare proprio la cupola del campanile in tutto il mondo, però non devono essere momenti di scontro, perché poi due campanili che si scontrano poi sono delle pietre, quindi... E com'è il rapporto invece del comico con la politica? Perché molti di voi ci giocano con le macchiette. E anche Maria Pia, non siamo quel tipo di comici lì. Noi perché? Facciamo una satira sociale, perché c'è chi, almeno parlo per me, la fa molto meglio di me. Noi facciamo una satira sociale, non politica. E poi ho le mie idee, però noi agiamo su altre leve. C'è sulla vita quotidiana, se vogliamo. Sì, il sociale, che poi la politica nel suo aspetto più grande. Che la politica è il sociale, il bene comune, è la gente. Di satira è quella che ti richiede del lavoro, dell'impegno, dell'informazione, cioè non puoi improvvisarla, va fatta bruciata sul momento, quindi la fai se hai degli spettacoli continui in televisione, che puoi farla, faccio uno spettacolo stasera, dico una cosa, domani è già vecchio, quindi è un tipo di lavoro diverso. Che mi interessa anche di meno probabilmente, quindi se capita la battuta sulla cosa, adesso ultimamente sto facendo, quando faccio gli spettacoli adesso faccio tutta una battuta sulla Merkel e Conte, queste ultime cose, capito? Che gli ha dato tipo 20 euro come la zia, non ti fa vedere dall'Olanda, quindi capito queste cose del genere, ma sono cose estemporanee, piccole che ci possono stare nel anche tipo se di cosa ricordo, che facciamo Pia, noi. ma lo ricordi anche te, di una serata a Russi, memorabile, quella fu memorabile, dove volevi mettere la maionese nei capelli che non ha di Pierluigi Bersani. Sì. No? Lì mi chiamarono facevo la conduttrice e avevo in questo divanetto al tuo posto di una serata a teatro, al Teatro Comunale di Russi, e c'era Bersani e il candidato sindaco di allora a Russi, e lì fu molto divertente, ma però voglio dire perché comicità, si presta anche Bersani, però per quella serata lì, in cui comunque non c'erano delle cose banali, dovetti prepararmi tantissimo, io e Roberto che scriviamo assieme, poi adesso voglio dire, ecco. sono dei politici che fanno più ridere dei comici, quindi si rischia di fare una brutta figura anche. Io su TikTok non ho ancora postato niente, sono dei politici che lo fanno tutto il santo giorno, quindi ma noi facciamo un altro tipo di commissione, ma è giusto, c'è chi fa la satira politica, un altro lavoro, c'è il chirurgo plastico e il chirurgo gastroenterologo, sono due cose diverse sempre, però facciamo un'altra cosa. Poi è chiaro, ci può succedere che uno spettacolo capiti una cosa. Facemmo uno spettacolo scritto da Freri, quindi non è testo nostro, in cui facevamo bellissimo, veramente Stella Rossa. Sì, facevamo un fratello e una sorella. Io ero assolutamente di destra, innamorata di Berlusconi. Io avevo anche conosciuto Berlusconi in una crociera quando lui suonava, lui me la chiese, io non gliela diedi, e lì ancora mi mangio le mani. Invece mio fratello assolutamente di sinistra, Stella Rossa, e quella fu una
commedia, lì fu bravissimo Freri, Però, che raccontava le elezioni di quell'anno, Prodi, Berlusconi, era proprio poi un senza instant fare comedy. nomi proprio. Sì, quella fu meravigliosa, Ricordo. accontentava le due fazioni, chiaramente si leggeva insomma la matrice da cui Freri partiva, però veramente veramente bello. Ma noi abbiamo anche una comicità dove non insultiamo nessuno, Non dite non parolacce. siamo volgari. Insomma, è molto più serio il mestiere del comico, è molto più comico, forse involontario, il mestiere Quello del che si politico. quello politico. prima, Presidente. Anticipo la domanda che andremo a sviscerare nelle sue risposte dopo la pubblicità. Il vostro rapporto con i social, a tra poco. Seconda parte del salotto al caminetto, ho anticipato la domanda, il rapporto sui social, ci sono tantissimi social, Vito, Facebook, Instagram. Sì, ogni tanto ci vado. E poi ti dico, in questo periodo di lockdown, insomma, mi sono dovuto attrezzare perché tante interviste, tante cose le abbiamo fatte. Direttamente. E sudavo di più a preparare il telefonino per fare un'edda che non davanti a 1000 persone, hai capito? No, mi diverte, non sono un pazzo, non sono un fanatico, ogni tanto ci vado e mi diverto. Ho tanti followers che mi seguono Via, Sì, su no, Instagram. quando ha cominciato lo voleva raggiungere, voglio raggiungere 2000 follower, devi vederlo. Io sono quasi a 7.000 adesso, signori. Ma 7.000? 7.000, a 10.000 scatta la pubblicità. Quindi Dopo si seguitemi. guadagna. Bisogna muoversi. Pia, quanti ne hai? Non lo so. 70-80. Cioè, guarda, io sono proprio un poco social come animo. Io infatti sono entrata in tutto tardi. Poi quando ho capito che per il mio lavoro era utile, ci sono arrivata, ma era già cioè sono indietro. E faccio fatica. Cioè, vedo dei colleghi bravissimi, qualsiasi cosa facciano, si girano, fanno la foto, fanno un rutto, fanno una foto. Cioè, li vedi qualsiasi cosa fanno una foto e postano. Io mi dimentico. Tipo, non so, ho fatto una serata con Pinco Pallino che magari potrebbe. Vado via e dico, non abbiamo fatto neanche una foto. No, cioè, neanche. non mi viene. Ogni tanto dico, no, devo fare la foto, devo postarla. Neanche la foto del piatto? No, mi dimentico, foto del piatto cioè- lo fanno quando vengono a mangiare a casa mia. Sì. E poi postano loro. Cioè, No, cerco di impegnarmi sì. per essere social. ma non troppo. Ma la almeno per mia quello che mi indole riguarda, è proprio sì. farmi i fatti miei, non me ne può fregare di meno. Mi rendo conto che anche poi, ma uno ha la curiosità, se ti vuole bene, vuoi sapere cosa stai facendo, dove sei, ci sta, per No, è carità. bello, è piacevole. Però sai cos'è bello? Che prima non lo sapevi, qui non succedeva. Tu fai teatro, finisci lo spettacolo, ciao, non hai un ritorno con quelli che hai fatto lo spettacolo. Invece la cosa bella è che sui social ti scrivono e ti dicono abbiamo visto lo spettacolo, è stato bello, ci è Bello, piaciuto. piacevole. Uno addirittura ho riso talmente, non mi ricordo, nel nostro spettacolo l'ultimo, quello L'Artusi. sull'Artusi, mi scrisse: ho riso talmente tanto che mi sono persa un po' di battute, mi potrebbe mandare il secondo atto? È vero. No, Ho veramente? detto, guardi, la fortuna che l'autore è mio marito, adesso glielo chiedo, perché sì, bellissimo. cose No, assurde, beh, sì, è un sì. bellissimo complimento È un bellissimo questo. complimento, sì. Quindi sì. Presidente, associazione, presidente social per forza, no? L'associazione sì, il presidente un po' meno. Però oggi passa molto, anche No. l'economia passa Allora. dal messaggino, ricordati di pagare la tassa. A me è Allora, arrivato ieri. come servizio, quindi tutto quello che è la comunicazione digitale indubbiamente la utilizziamo tantissimo. Per comunicare con i nostri associati, soprattutto in questo periodo, indubbiamente è stata utilissima. La funzione che hanno i social per un'associazione, soprattutto alcuni, sono soprattutto per fare proselitismo, quindi per presentare anche l'attività dell'associazione, per divulgare anche tutte quelle che sono le iniziative. Poi invece c'è un aspetto che io in qualche maniera giudico, se vogliamo, negativo, una parte dei social, che trasferisce nei social dibattiti che invece sarebbero più appropriati avvenissero all'interno delle sedi appropriate, che sono quelle associative o quelle anche comunque di altri ambiti, anche istituzionali. Ecco che io un po' come, voglio essere un po' cattivo in questo, a volte ci sono politici che fanno più attività politica che sui social che in Parlamento. Ecco, io vorrei un pochettino più vedere anche L'inverso. la concretezza. Poi ripeto, Chiaro. sono cose essenziali. Oggi le tecniche digitali sono state essenziali, fondamentali, risolutive in un momento di distanziamento obbligato, di lockdown obbligato. Per esempio,
se io non conto le videoconferenze che abbiamo fatto sia di consulenza nei confronti dei nostri associati, ma tutti i nostri organi. Noi da marzo riuniamo tutti i nostri organi a livello periferico, a livello regionale e nazionale, tutto attraverso le videoconferenze, quindi per dire che naturalmente abbiamo dovuto, però nello stesso tempo riteniamo che a noi manchi molto il rapporto interpersonale, umano, un po' come diceva. Esatto, in questi casi proprio, ecco, io dico che partecipare per esempio a uno spettacolo in teatro, uno spettacolo così, è un'esperienza che non riusciremo mai neanche lontanamente a imitare nella presenza attraverso l'intermediazione di un video, anche di la uno televisione schema. che voi l'avete fatta è un'altra cosa, no? Io ad esempio non ho fatto nessun mio intervento di spettacolo sui social in questo periodo, perché non, a parte che lo facevano tutti, quindi io mi sono tirato indietro, perché non è la stessa cosa, io sui social non intervengo mai in dibattiti politici, non lo faccio mai. Voi avete fatto tanto teatro, tanta televisione e tanto cinema, e qui escludiamo un attimo Garrone, il suo Pinocchio. La domanda a Vito è: il cinema italiano sta un po' soffrendo, lo so che è una domanda un po' scomoda. Ma no, non è che sta soffrendo. Tu hai lavorato con i più grandi, no, in passato, adesso sì, mi da sembra... Fellini in giù si può dire. Sì, no, non è che sta soffrendo, c'è un nuovo filone di commedia molto interessante, molto molto interessante. A me c'è un cinema che, secondo me, il mio parere, poi posso essere smentito, che è molto molto romano. Il cinema di oggi è molto 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 romano, è un cinema fatto di amicizie, di incontri, molto molto romano. Però devo dire che c'è una nuova generazione di attori e di registi che sta facendo un nuovo tipo di commedia molto, molto interessante, molto interessante. Però meno visionaria di quello che era meno visionaria, perché non ci italiano, ecco, insomma, per non dire Emiliano Romagnolo. Di Garrone ce n'è uno solo, di Fellini, che potevano permettersi di fare il costume che hanno fatto alla Pia, che è una delle cose più belle della storia del cinema, oppure di fare il Rex di Fellini in Amarcord. Non si possono più fare finanziariamente, però ci sono dei registi molto. Io ho appena finito, l'altro anno ho fatto un film che è uscito proprio in questo periodo, quindi non l'ha visto ancora nessuno. È uscito adesso, si chiama Si muore solo da vivi, girato sul Po, una bella storia sul Po, fatto da un regista veronese, Alberto Rizzi. Insomma, si muove qualcosa, c'è qualcosa, però secondo me deve diventare più nazionale il cinema, è troppo relegato a un punto dell'Italia. Senza contare che, al di là del fatto, cioè proprio alcuni film fatti a Roma sono in lingua, cioè, a me mi fa ridere che sottotitolano i film fatti in napoletano, i film, cioè, in questo romanesco stretto, ma chi lo capisce? Cioè, non è che tutto, c'è veramente un guardarsi l'ombelico, un'autoreferenzialità eccessiva. Cioè, io quando parlano in romanesco stretto io non lo capisco, ma legittimamente tutto il resto d'Italia non lo capisce. Io conosco produttori di cui non faccio il nome che hanno detto meglio un attore di qua, anche se per il ruolo non è perfetto, così risparmiamo sulla diaria. Quindi c'è però sono episodi stupidi. Sai questi. che la regione Emilia-Romagna sta investendo sul cinema, ha preso con Cogliandro a Bologna, voglio dire, i Manetti Bros hanno fatto delle cose poi molto, arriverà molto il film belle. su Dante, no? Presto, perché è il 2021 sì? pare ci sia anche questo film su Dante, quello di De Pupi. di Pupi Avati. Sì, Io gli ho scritto, te l'ho detto che gli ho scritto. Sono Beatrice, un attimino sovrappeso. Gli ho detto, Pupi, sono la Pia. Se ti serve fare la mamma di Dante, la sorella di Dante, la zia di Dante, la nonna di Dante, la figlia di Beatrice, tutto questo elenco di ruoli minori, chiaramente. Quindi non Beatrice? No, Beatrice non ho. Lui mi ha risposto, perché è sempre carino, ha detto: Pia, ti ringrazio per le tante opzioni che mi fornisci. Vedi, poi ci sono
registi È un grande. che sono grandi. Sono È un grande, grandi. sì, è un grande. Bologna ha fatto tanto anche in realtà la nostra regione per il cinema, Sì. anche adesso è un po' frenata, un po' bloccata. Sì, è bloccato, sai, quando mancano soldi la prima cosa che viene depennata è la cultura, hai capito? Teatri, non si sa, chiudiamo, cinema non ci sono... No, non è così. Quindi si prende quello che costa meno. Delle volte si prende quello che costa meno, però non paga, alla fine non paga, perché io e Pia adesso lavoriamo perché veniamo da, per me 30 anni, per lei un po' meno di carriera seria fatte, adesso in teatro... Sono noi... già 30 anni, quando è il primo film? Lui. Di che anno era il primo film? No, Fellini tanti anni fa, il primo film l'ho fatto con Fellini, però io che sono nel mondo dello spettacolo sono 30 anni, hai capito? Però ho sempre lavorato bene, non prendendo mai in giro il pubblico. Se oggi abbiamo i teatri pieni è perché abbiamo lavorato bene allora. Come si fa però a far ridere oggi? Perché le generazioni sono cambiate in questi 30 anni. Ma guarda, io nel mio spettacolo racconto delle storie quando ero ragazzino e ti devo dire che il pubblico giovane resta a bocca aperta, perché sono storie che se non le sente da me in teatro non le sente in casa. Perché non succedono più? Perché non succedono più, perché sono... Ma non è una nostalgia, non è uno spettacolo nostalgico, è un vedere cosa succedeva, e le famiglie che hanno la sfortuna di non avere i nonni in casa purtroppo sono depennati da un pezzo di cultura del nostro territorio importantissimo, che io nei miei spettacoli, non tutti, però in quelli che sto portando in giro adesso, racconto, faccio vedere cosa voleva dire stare al bar 25 anni fa, quando tu al bar ci andavi alle 8 di mattina, venivi via a mezzogiorno, andavi a casa, mangiavi, facevi la dormitina, tornavi al bar fino alle 7 di sera, poi chi riusciva tornava a casa con le sue gambe, altrimenti veniva la moglie a ritirarlo. Adesso il bar vai lì, prendi un caffè veloce, alcuni pensionati tirano una leva per diventare milionari. Faccio vedere un aspetto senza nessun moralismo e senza nessuna tristezza nostalgica. Una differenza secondo me che c'è nel tipo di comicità, lo notavamo anche con Roberto, con mio marito ultimamente, le nuove leve dei comici, gli stand-up comedians, come va tanto di moda a chiamarsi adesso, che comunque fanno del monologo, che è molto simile, sono la stessa cosa che facciamo noi. Adesso è tutto molto parlato, l'attorialità è molto meno importante, cioè c'è tutta una serie di comici e di tradizione comica che basa molto sul fisico. Voglio dire, Stefano per anni ha fatto ridere solo con gli occhi, senza dire neanche una parola. Pensa alla gamba che si alzava di Pozzetto e Cocchi Renato quando ballavano, pensa alla fisicità anche di Villaggio, capito? Adesso sul fronte fisico si gioca veramente molto di meno per un lavoro attoriale che forse è meno attoriale e più autoriale, cioè più importante quello che scrivi che quello che come lo dici, e tante volte non ti serve la battuta, ma se azzecchi il personaggio, se becchi la sfumatura, riesci a far ridere veramente solo col colore di un personaggio che costruisci. Io faccio ridere con le pause. Sì. Con le pause. È molto più importante ed è molto più difficile saperlo fare, cioè, è un lavoro molto più di attore. Stand-up adesso fanno delle robe, sì. Parlano di argomenti al di là del tema, al di là è tutto così il stand-up. Cioè, il tema comunque è molto più scabroso, c'è il gusto di sconvolgere, di provocare, ma al di là di quello, cioè, non si riesce più a far ridere in maniera più di pancia o usando la pancia come una volta. Quanto cambia la vostra battuta in base al pubblico che avete davanti? Magari un pubblico infreddolito, magari un pubblico giovane, meno giovane. No, lo guardate, lo sentite? No, io non lo guardo, io lo sento. Sì. Non lo guardo perché mi imbarazzo. Se vedo il pubblico mi imbarazzo fortissimamente, proprio perché se vedo una faccia che non è come io mi aspetto vado in una crisi, quindi mi questo faccio siamo diversissimi. sempre un faro in faccia per non vedere nessuno. Le battute sono sempre quelle, appena si apre il sipario io capisco che tipo di pubblico ho davanti. Come, quindi, se non lo vedi? Ma si sente immediatamente se è un pubblico che ci sta, se è un pubblico che va aiutato ad entrare dentro alla tua storia, lo percepisci immediatamente. E in base a quello, ecco, io non ho mai contatto con il pubblico. Il pubblico per me non esiste, non faccio lo spettacolo con il pubblico.
mentre lei invece sì, ci sono gioca molto un po'. più- Io no, io proprio no. Se è buio e non li vedo, No. io vado giù di testa, io li devo vedere. Per l'amor di Proprio Dio. l'opposto siamo da questo punto di vista qui. Quindi quando fate come lo spettacolo rapporto. insieme è un bel problema. Teniamo una mezza luce. No, ma allora, quando facciamo sì, insieme. quando facciamo gli spettacoli assieme sono più Abbiamo un commedie, sono copione, più, sì, c'è un sì. copione. Invece lui si è da soli, lui dice così, però anche lui ogni tanto Sì, esce da nei suoi Se lo vedi spettacoli. e lo vedi un po' addormentato, come fai? Ah, no. È addormentato, devi farti un grosso esame di coscienza, perché se dormono cioè sei tu che sei poco interessante. Ci sono anche delle situazioni, quelli che fanno i comici, cioè che fanno ridere, ti può capitare anche per lavoro di fare delle date poco belle, che ti mandano a far ridere. Io mi ricordo, se lo ricorda anche mio marito, uno spettacolo al Casino di Nuova Gorizia. Fate anche Io te Nuova San Gorizia. Vincent, la stessa cosa. Gente che è lì per giocare alle slot machine, per giocare. Incidentalmente ci sei tu, entra ma non necessariamente ti vuole vedere, è lì perché viene a giocare, magari sono partiti con dei pullman da Lecce la mattina alle 6, sono stanchi morti e tu li devi fare ridere. Io mi ricordo che a me quegli spettacoli lì mi danno una gioia pazzesca, perché se ti porti a casa uno spettacolo come quello sai fare il tuo lavoro. Io mi ricordo che feci accendere tutte le luci perché per me dormivano, li feci accendere tutti, mi dissero guarda è stata bravissima, io ho visto gente a fare tutto il repertorio veloce in un quarto d'ora e andarsene, e quelli sono i lavori in cui proprio non puoi mettere il pilota automatico e andare coi tuoi ritmi, lì devi trovare la maniera per riuscire a svegliarli, a interessarli. Sono faticosissimi. San Vincent, il pubblico aveva un'età. Sì. E poi stavano mangiando, quindi tu sentivi solamente il tic tac delle posate E il gnac gnac delle e dentiere. io allora pensavo all'assegno. Anch'io non sono Quello è lavorato, un vigliacco, nel senso che non vado, io faccio quello che devo fare, inserisco il file e vado avanti. Ma ai tempi di drive-in c'è gente che è diventata miliardaria, ma non sto scherzando. Sketch di 3 minuti. No, perché dopo drive-in si andava nelle discoteche e allora, io non faccio nomi, io non l'ho mai fatto perché non sono tu andavi in discoteca, a un certo punto accendevano la luce, spegnevano la musica tra un generale e tu salivi a fare lo spettacolo che non gliene fregare di me a importava nessuno, però allora ti davano dei rozzi, Una bella cifra. una bella cifra. Che aver avuto il pelo sullo stomaco sono gente che sono comprati, ma non sto scherzando, appartamenti, perché era tutto. Però ne sono rimasti pochi di quegli attori. Non ci sono più. No, io non. Cioè, un nostro Io caro ricordo amico e un collega. straordinario Giorgio Faletti, ma era un altro mondo. Sì, erano altre. Due straordinari, che adesso uno poverino non c'è più, Andrea di Zuzzurro e Gaspare. Loro partivano da Milano l'ultimo dell'anno, arrivavano a Roma e si facevano 150 milioni a testa. Loro andavano, parlavano, tac, che ridessero o non ridessero, ma poi loro erano molto Loro bravi, sono bravi. quindi facevano. È un modo di lavorare. Io non sono Luciano Manzarini, prendeva il Tavor prima di Sì, è di andare difficilissimo, è perché difficile, voglio dire, è lo difficile, spettacolo è c'è difficile. una convenzione, io voglio parlare, tu vuoi ascoltarmi. Certo. Se ti infili in quegli spettacoli lì, questa convenzione non c'è, io devo parlare, tu volevi farti i fatti tuoi. Infatti, è quindi terribile. è un lavoro di accalappiare l'interesse, se ci riesci bene, non è detto che tu ci voglia riuscire. È un puoi po' andare quando col c'è un'assemblea di CNA, con Questo non lo so, fartigianato, questo non con lo so. cooperative, le dico tutte così. Immagino. C'è l'unica cosa è che noi non possiamo lavorare a copione, noi dobbiamo di volta in volta affrontare dei temi, la E non si ride ripetitività. mai, non si ride no. mai. Oddio, se si esaminano a volte, quando a certe iniziative nostre partecipano anche certi esponenti, magari si ride per non piangere, ma questo è un'altra cosa. Però devo dire appunto che l'unica cosa che a volte ci manca, e farebbe molto comodo anche a noi, è poter in qualche maniera leggere un copione, recitare un copione. Oggi soprattutto è necessario invece avere una capacità di dare delle risposte molto precise, molto immediate, e devo dire che però io dalla serietà si vede, come devo dire, colgo la radice, come devo dire, le motivazioni dell'artigianato in quello che dicono i miei illustri vicini, nel senso che veramente la passione con la quale fanno la loro attività, la consapevolezza di dovere
rispondere a delle esigenze così mi fa capire che c'è comunque quella matrice comune che in qualche maniera ci accomuna, cioè noi abbiamo ancora, e spero che sia così anche in futuro, anche una importante missione che è quella di salvaguardare ancora, di salvare anche dei mestieri e delle attività importanti dalla massificazione e dalle cose. Quindi ben venga, ancora una volta lo dico come l'ho detto prima, lo spettacolo in teatro rispetto alla, che so io, allo YouTube, al guardare una cosa su YouTube, e quindi 100 volte meglio l'artigianato dello spettacolo, della produzione di massa ripetitiva. E quindi però se ci chiamate prima di un'assemblea scaldiamo i soci, ma e poi dopo infatti si ne ho viste alcune di allora assemblee. noi sì, no, io a CNA di Bologna ho fatto delle cose bellissime, delle cose noi meravigliose. abbiamo sempre no, ma negli eventi più importanti abbiamo proprio chiamato anche dei comici così, e devo dire che ce ne sono alcuni, fra l'altro, che hanno a volte una preparazione che, se fosse analoga anche in altri esponenti, per esempio in alcuni politici. Questo l'ho detto prima, Presidente, insiste. Sì, ma no, ho visto infatti, comunque qualche convention con il comico che alla fine o a volte all'inizio dà un po' di scossa perché gli artigiani si stanno addormentando. Tanto per dire, è una bella cosa. Ci sono persone che sono entrate nel mondo della comicità avendo un passato invece manageriale, come Bertolino, ed è uno che è in grado Bertolino, di... lo stesso Paolo Cevoli di questa Cevoli è venuto, è stato ospite varie volte a iniziative della CNA, l'ultima mi ricordo in occasione di un'iniziativa al Teatro Alighieri a Ravenna, e ci ha fatto una lezione di economia, ma lo dico tranquillamente, molto migliore di quella, con un'analisi molto più puntuale coach, di tanti economisti. Mental pseudo coach. Certo. Però è vero che stanno nascendo queste figure, mental coach, business coach, cioè cose, esistono veramente queste figure? Io conosco lo scotch, che è quello che per attaccare, ma sì, esistono, non fanno parte del mio mondo e della mia cerchia di amici. Però un comico può portare qualche cosa pratica anche all'imprenditore. Assolutamente sì, il comico può parlare di tutto con la libertà che aveva il giullare nel Medioevo, che poteva parlare male del re e non gli veniva tagliata la testa, quindi dici molte più cose importanti facendo ridere che non facendo un discorso serissimo. Quindi il comico ha una funzione sociale molto importante. Pia, la televisione, il tuo parere alla televisione di oggi? Prima abbiamo parlato non sono più sottili di quelle di una volta. Una volta era più tubo catodico, adesso sono più schiacciate. Non lo so, adesso è talmente frammentaria. C'è Sky, c'è Netflix, c'è Amazon. Con Pippo Baudo, purtroppo sì, ho lavorato anche con Pippo Baudo, era un calderone enorme, era un programma gigantesco, una produzione di Ballandi con Pippo Caruso, Pippo Baudo, ho proprio messo il piede negli spettacoli della vecchia televisione di una volta, però proprio è stata una cosa, una toccata e fuga, voglio dire, un spettacolo un programma che... Ma non era più bella quella televisione lì, quel programma lì, quello stile di quello di oggi? Non lo so, perché sono cambiati tanto i tempi, Secondo me non sono neanche da paragonare. Sì. È talmente tanto diverso. Quelle erano belle anche all'avanguardia per il loro tempo. Adesso tu guardi Te su Rai 1, ti accorgi dei grandi limiti che avevano, ma oggi, con l'esperienza che hai oggi, un altro mondo, allora sì. Lo Studio 1, quando non c'era niente, tutto bianco, ragazzi, era una roba... C'erano due canali, adesso ce ne sono talmente tanti. Probabilmente è più difficile trovare dei format non banali e interessanti adesso, c'è talmente tanta roba che fare la televisione veramente come divulgazione, come intrattenimento e non come serie TV o come film, probabilmente è sempre più difficile trovare un'idea carina, un'idea... Adesso mi viene in mente il suo programma Invito coi suoi, è comunque un format
a casa di persone, cioè, trovare delle idee così di divulgazione anche giornalistica è sempre più difficile probabilmente. Noi veniamo, quello almeno senz'altro. io vengo da una televisione, la Drive-In, Lupo Solitario, Matrioschi, insomma la televisione dove noi una puntata la scrivevamo in una settimana. Oggi in una settimana fai 75 puntate. Sì. Noi scrivevamo il lunedì, si scriveva, il copione si leggeva, si andava in studio, si provava. Oggi vai a fare, io non ci vado più perché non... vai a fare dei programmi dove l'autore ti dice cosa hai portato? Come sei tu l'autore, ti pagano a te, io ti devo portare, se porto io mi dai il tuo compenso. Oggi cosa hai portato? A 2 minuti e mezzo. Noi no, ma non era meglio o peggio, è un'altra roba. L'ultimo ragionamento proprio in 3 minuti, partendo dal Presidente, poi andiamo a chiudere con gli altri ospiti. Siamo partiti da settembre, cosa ci riserva? In maniera ottimistica, Presidente, l'economia riparte, speriamo di superare questo momento anche di restrizione in qualche modo, anche se c'è molta preoccupazione. C'è senz'altro molta preoccupazione, anche perché è necessario, naturalmente noi ci auguriamo che l'economia riparta. Oggi ci manca un qualche cosa, ci manca il tempo. Oggi è necessario che tutto quello che si mette in campo venga messo a punto, venga attuato in tempi brevissimi, cioè non c'è più il tempo per pensare. Io mi auguro che la scelta che è stata fatta proprio in questi giorni di prorogare il regime di emergenza e lo stato di emergenza consenta veramente di recuperare quei tempi che non sono stati adatti, idonei, sufficienti per far sì che i provvedimenti messi in campo avessero un'efficacia. Mi auguro che ci sia un cambio di passo. Oggi ci serve questo cambio di passo assolutamente, perché noi vogliamo pensare assolutamente in maniera ottimistica di poter pensare a un autunno, già un autunno in ripresa, e un 2021 di consolidamento di questa ripresa. Quasi normalità. Pia, Moreno il biondo, che è stato qui 15 giorni fa, parlando di musica mi ha detto avevo 70 date all'inizio della stagione, ne ho 7. Quindi a settembre avete almeno un po' di programma teatrale. Dire, noi, sia io che Stefano ci confrontavamo prima, probabilmente per il fatto di essere da soli, per il fatto di avere un ottimo ritorno sul territorio, cioè la gente bene o male ci vuole bene, ci identifica come persone che fanno parte della loro realtà. Devo dire, io ero terrorizzata, mi vedevo di poter cominciare a lavorare a gennaio, febbraio, invece no, l'estate sta andando bene, e fortunatamente. Bene. Sono anche fortunato ad aver ritrovato una sera libera. Sì, tutte e due voglio insieme. dire, devo ringraziare anche tanti organizzatori, i tanti, ma veramente non faccio da Accademia Perduta a Associazione Micra, tutti che si sono rimessi in campo per dire organizziamo il teatro l'estate, sono in tanti che sono rimboccate le mani che mi hanno telefonato, il primo che mi ha telefonato per dire c'è il 2 luglio, come ci sei il 2 luglio? Ma già, e devo dire grazie a quelli che ci hanno creduto forse più di quello che ci potessi credere io, e sono inventati dei teatrini all'aperto dove stiamo lavorando. Stiamo lavorando, stiamo... Uno spettacolo insieme a gennaio? No, a gennaio no, ma sicuramente. Spettacolo, io e la Pia, adesso che c'è suo marito là che fa finta di non esserci, deve scriverci uno spettacolo per me. Io ho una follower che mi scrive solo su Facebook, che tutte le volte che io posto qualcosa dice vai a fare lo spettacolo a Modigliana, bene, c'è anche Vito? No, non c'è Vito. E perché non c'è? Perché non siamo sposati, non siamo. Ascolta, Gianni e Pinotto. Io e lei siamo, e te lo dico con 30 anni di esperienza, con un'età che mi posso permettere di dirlo, siamo la coppia comica più brava che c'è in Italia adesso. Tanto mi piace quando lo dice, mi fa morire. Noi abbiamo fatto delle commedie che gli altri se le sognano. Noi siamo la coppia più brava. Io devo ancora vedere i Pellegrino Ortusi. Devi dire anche quando ridono per noi, che ridono senza fermarsi, ma anche quella mi piace. Sì, che ridono, non si fermano. Quella è bella, A me piace, perché io da solo non ce la faccio a dirmene, perché quando me lo dice lui è bellissimo. No, io devo ancora vedere il Pellegrino Ortusi, che fra l'altro... ma non lo vedi più, amore? Non lo fate più? No, vabbè. Allora, visto che nel 2021 c'è i festeggiamenti di Dante, fate qualcosa su Dante.
Ah, ecco. No, ci sarà, ma per me ci vuole un attore con la voce bassa, deve declamare. Noi siamo un po' più cialtroni. Io posso fare la Balia di No, Beatrice, noi come ho Ha detto fino davanti. adesso siamo i migliori in assoluto. Sì, ma per fare le nostre cose noi facciamo quelli della trattoria che ospitano Dante quando con Beatrice è venuta a mangiare la piadina. Allora lì sì che facciamo il meglio. Roberto È là ha che preso ascolta, nota, sì. ha preso nota, quindi che questa è una buona idea secondo me da dare a Bene. Roberto che la Bene, mette su carta. bene. Grazie a Pierpaolo Burioli, Grazie. Maria Piattimo e Vito, Stefano Vicocchi, grazie di essere stati con noi questa sera, grazie a voi che ci avete seguito da casa, a presto, buona serata.